in prospettiva storica. Una carrellata velocissima per ricordare ciò che siamo stati e ciò che potremmo tornare ad essere, almeno in parte. I Veneti vengono ricordati nella lettera di Cassiodoro come coloro che vengono, i veneziani, in realtà i primi veneti che sono andati nelle lagune, i padovani, gli aquileiesi, gli altinati, gli opitergini, vengono ricordati come coloro che già sovrintendono al commercio nella zona lagunare e dietro alla fascia lagunare, perché il Cassiodoro, che era un funzionario romano dei re Goti, chiede a loro il permesso, e vengono ricordati come coloro che abitano splendide case come gli uccelli sulla laguna, che hanno le barche come gli altri tengono i cavalli, e di lì comincia una mentalità mercantile che non si fermerà mai. Già nel 1000 vi è il commercio con la Dalmazia, con l'Istria, e c'è un dominio di questo commercio. Dux Dalmatorum et Venetorum, Pietro II nell'anno 1000 comincia ad avere il controllo del mare Adriatico, del commercio del mare Adriatico. Questo si solidifica con un evento particolare. Nel 1204 la Quarta Crociata consente a Venezia di prendere possesso di tutti i porti della Dalmazia. Se avete presente la conformazione geografica della costa dalmata, vi rendete conto della grande opportunità che ebbe Venezia all'epoca, quando riuscì a creare un corridoio, una linea ad alta velocità che consentì una avventura militare ma anche commerciale senza precedenti per l'epoca. Le sue flotte riuscivano a coprire in pochissimo tempo, per quegli anni, spazi incredibili trasferendo uomini e merci, e questa fu la principale ragione del successo della civiltà veneta dell'epoca, perché c'era la gara per entrare in questo impero. Pensate che la città di Cattaro chiederà 9 volte dal 1396 al 1420 di diventare veneziana. Per quale ragione? Perché vi era il rispetto delle leggi locali delle città e dei luoghi che si assoggettavano a Venezia attraverso il meccanismo della dedizione. Venivano rispettati gli statuti, quindi una mentalità tipicamente federale, lo voglio sottolineare. Venivano rispettati tutti gli usi e costumi, ma in forma giuridica, quindi venivano rispettate le leggi dei luoghi. Però si poteva entrare nell'alveo di questo grande impero di tolleranza, di rispetto, ripeto, di leggi e costumi, che consentiva di far parte di uno Stato di diritto. Quindi leggi certe anche sul piano della normazione del commercio. Ci sono le prime magistrature, i 5 savi alla mercanzia sono le prime magistrature in Europa che legiferano in modo specifico sul commercio non solo marittimo, e quindi sul diritto da applicare nel caso vi fossero vertenze tra mercanti e tra commercianti. Quindi vi era certezza del diritto, protezione del commercio attraverso la flotta militare, e soprattutto il possesso di tutti questi porti garantiva una estrema velocità di collegamento. Gli empori nelle grandi città orientali posseduti dai veneziani consentivano un contatto diretto con i luoghi in cui le merci venivano approvvigionate. I veneziani dell'epoca erano commercianti, militari, uomini di Stato. Pensate a Marco Polo quando viene catturato nella battaglia di Curzola negli anni 90 del XIII secolo, 200 dei genovesi. Sappiamo che cosa aveva fatto, sappiamo che viaggi aveva fatto, che contatti aveva stabilito quando porta l'ambasceria di Kublai Khan a Venezia, quando porta il primo progetto di carta moneta dall'Oriente cinese mongolo. Eppure non esita a salire sulla sua galera come sopracomito, cioè comandante di galera, e lì viene catturato, in tempi in cui il comandante della flotta, Andrea Dandolo, che ha lo stesso nome di un doge ma non è il doge Andrea Dandolo, si spacca la testa e il cranio sul tavolaccio al quale era stato legato per non farsi catturare dal nemico. Ecco, questa era la gente che rappresentava quel tempo.
Dopodiché noi sappiamo come sono andate le cose, sappiamo anche che viene distorta l'immagine di queste cose. Si dice che con la scoperta dell'America il commercio veneziano finisca o comunque cominci a decadere. Nulla di più falso, lo ha dimostrato già negli anni 70 Frederick Lane nella sua trilogia sulla storia di Venezia, Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, Storia di Venezia, i tre tomi di Frederick Lane. Dimostrano che cosa? Innanzitutto che Venezia necessitata è tornata ad essere la casa dei Veneti, perché dopo la guerra di Chioggia 1380 l'insicurezza del fatto di non avere un territorio alle spalle costringe la Repubblica ad espandersi in terraferma, e questo significa un contatto quindi con la terraferma, con le città di terraferma. Pensate che mentre Cattaro diventa veneziana, quindi Cattaro, parliamo delle bocche di Cattaro nella bassa Dalmazia nel 1420, lo diventa anche il Cadore nel 1420, per dire. C'è addirittura questo connubio tra la montagna veneta e la Dalmazia nello stesso periodo. Quel volume di traffico, dicevo, che caratterizza la ricchezza veneziana con l'Oriente diminuisce e viene compensato con l'economia agricola della terraferma, e lì succedono cose straordinarie. L'imprenditoria veneta, così oggi spremuta dalla realtà nella quale ci troviamo, non è mica un'invenzione come ci fanno credere del dopoguerra del secolo passato, sapete. I veneti, i vicentini, i veronesi, i trevigiani, i bresciani, perché io considero veneti anche i bergamaschi, i bresciani, i cremaschi, era gente che si dava da fare. Pensate che c'è un rapporto del rettore di Vicenza, Bragadin, del 1596 al Senato, il quale dice: guardate che qui noi non ci siamo resi conto, spiega al Senato, ma questa gente fa traffico di panni di seta e di cotone, intendeva la provincia di Vicenza, Valdagno, Schio, parliamo dei luoghi storici della produzione serica e dei panni, per conto proprio, esportato dalla sola con la Germania, quei paesi di area tedesca. Quindi c'era una grande vitalità, il governo non si sognava neanche di impedire questo tipo di iniziativa, non si sognava nemmeno di far passare per Venezia per la dominante o di far pagare i dazi attraverso la dominante a quell'epoca. E quindi c'era un fermento di attività che porta poi nel Settecento ad avere degli impianti modernissimi. E come potevano nascere o prosperare questi impianti? Beh, ci sono vari esempi. Pensate proprio alla zona di Schio, nella quale si insedia il nobile Niccolò Tron, il padre di Andrea Tron, famoso statista veneziano, e comincia ad importare le tecniche inglesi per i telai di sete e di panni, le più moderne d'Europa. Quindi la Lanerossi Vicenza non nasce dal caso, non nasce dal piano Marshall, non nasce dalle elargizioni italiane che non ci sono mai state, nasce da una tradizione antichissima, ben precedente sia alle guerre mondiali che all'annessione del Veneto all'Italia, e legata appunto a uno spirito imprenditoriale che si era diffuso dal veneziano d'Oriente alla terraferma e non era mai morto. Come facevano, dicevo, a prosperare? Com'è che impiantavano queste attività? Semplice, se voi andate a vedere scoprite che quando un'attività era interessante, non solo i telai delle sete e dei panni di cotone, pensiamo a produzioni di grande eccellenza, pensiamo alle porcellane Antoni Bon di Nove e di Bassano, che infatti è rimasta, anche se con la crisi, anche lì che conosciamo nei secoli, quello che noi conosciamo per l'appunto. Alla fine del Seicento un Antoni Bon chiede alla Repubblica l'autorizzazione per aprire la fabbrica. La Repubblica non solo gliela dà, ma lo esenta dai dazi, lo esenta dalle tasse sui lavoratori stranieri che sanno già lavorare la ceramica e la porcellana e vengono impiegati in quelle fabbriche. E l'esenzione sapete quanto durava? 20 anni, perché la prospettiva era lunga, bisognava che l'impresa cominciasse a funzionare, e infatti è diventata una delle più prospere e più importanti fabbriche di porcellana d'Europa, e avere una fabbrica di porcellana per uno Stato europeo era un'eccellenza. Pochi Stati europei ce l'avevano, quelli che le avevano ne avevano una, lo Stato Veneto ne aveva due, Antoni Bon a Bassano, Cozzi a Venezia. Un altro, Geminiano Cozzi. Noi non conoscevamo la distinzione etnica, siamo sempre stati tolleranti,
Geminiano Cozzi per esempio è un modenese, di Modena e Reggio Emilia, viene a Venezia e dice: io voglio intraprendere la fabbrica di porcellana veneziana, che era stata abbandonata negli anni 20 del Settecento, siamo agli anni 60 del Settecento. Accade la stessa cosa, i 5 savi alla mercanzia gli dicono: ti diamo un prestito a fondo perduto, non ti mettiamo le tasse per 20 anni e non ti mettiamo nemmeno i gravami sul lavoro dipendente, però controlliamo la tua produzione. E i 5 savi alla mercanzia ogni 6 mesi controllavano che la fabbrica funzionasse, che il prodotto fosse di qualità. Questo era il modo di fare impresa nella Repubblica Veneta. Ciò premesso, e lascio la parola agli altri relatori, se voi pensate che queste fabbriche di cui vi ho parlato si riducono alla miseria immediatamente dopo la caduta della Repubblica nel 1797, i telai della zona di Vicenza da 25.000 nel 1828 saranno 15, l'aumento delle tasse tra il 1797 e il 1814 è dell'800%, voi capite quando abbiamo cominciato ad essere bastonati. Se voi pensate che sotto l'Austria il Lombardo-Veneto è il più spremuto in assoluto rispetto a tutti gli altri possedimenti dell'impero, se voi pensate che la prima cosa che fanno in Savoia quando arrivano, ripristinano 2 cose, la coscrizione obbligatoria e la tassa sul macinato, che mettono in ginocchio le campagne sul piano economico e sul piano della forza lavoro dei figli che andavano tutti a fare il militare per 6, 8, 10 anni, voi capite la prospettiva che ci è stata data. 3 guerre cosiddette di indipendenza combattute sui nostri territori, una prima guerra mondiale combattuta sul nostro territorio, una seconda che ci ha fatto perdere l'Istria. Grazie Italia.